Una doppia bocciatura da Roma per il Veneto su due fronti, quello legato al gratuito patrocinio per chi è accusato di legittima difesa e l'altro per la legge denominata prima i Veneti. Ma il governatore Luca Zaia è intenzionato ad andare avanti comunque. Procediamo però con ordine, dall'ultimo stop, quello della Corte Costituzionale che ha bocciato la norma che prevedeva la creazione di un fondo regionale per il patrocinio gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità. Non possiamo occuparsi dei nostri cittadini che vivono qui dicendo prima diamo dei servizi a loro se i servizi non ci sono per tutti. E poi ci dicono anche, sempre alla consulta, che se aiutiamo legalmente e gli diamo assistenza legale, tutela legale, magari un cittadino povero, sprovveduto, che ha dovuto difendersi da un'aggressione in casa sua e magari ha ferito il ladro o è accaduto anche di peggio, noi non possiamo come ente pubblico intervenire. A me sembra una roba assurda. Altra battuta d'arresto per la legge regionale 6 del febbraio 2016 che disciplina asili nido e servizi per la prima infanzia, introducendo come criterio di preferenza nell'accesso la residenza nel territorio regionale da almeno 15 anni. La normativa in questo caso è stata impugnata dal governo che l'ha ritenuta anticostituzionale, ma come nel primo caso, anche stavolta la giunta regionale ha tutta l'intenzione di proseguire sulla strada intrapresa. Riproporremmo la legge, riproporremmo ancora questa operazione perché non capiamo per quale motivo noi veniamo penalizzati. A me risulta che altre regioni magari non diranno prima Trento o prima Bolzano, però comunque le leggi se le fanno e i risultati si vedono. Difenderemo quella legge perché è una legge giusta, perché è una legge che i veneti si aspettano, perché non è discriminatoria, anzi si dice semplicemente un principio. Le persone che sono qui da più anni, le persone che hanno investito per la vita nel rimanere in un territorio devono essere privilegiate nei servizi pubblici che peraltro contribuiscono a pagare. Una parte di questi servizi è proprio a valere sulle risorse della regione, quindi abbiamo tutte le argomentazioni. Mi dispiace che questo governo, che ormai è in scadenza, non abbia compreso che continuare a violare la scelta di una regione importante come il Veneto, che peraltro chiede sempre più autonomia, vuol dire proprio cozzare contro la volontà dei veneti. E un governo a scadenza dovrebbe essere più rispettoso invece delle sovranità territoriali.